Che siamo. L'onore di sapere quale che è il responso della volontà sovrana del popolo veneto che spetta a chi un anno fa ha fatto un atto di responsabilità, un atto di coraggio, a chi che ha fatto lo sciopero della fame affinché il Veneto potesse decidere il proprio destino, affinché fosse difeso il diritto dei veneti di scegliere il proprio destino. Anna Durigon, grazie. Serve che lo dica? Che è il momento più emozionante della mia vita? No. Ok, si capisce. Vado? Vuoi che il Veneto diventi una repubblica federale indipendente e sovrana? Sì! Voti validi 2.360.000. Lo ripeto, 2.360.235, pari al 63,23. I sì 2.102.960, pari all'89,10%. No, i no sono 257.266, pari al 10,90. I voti non validi, quelli che ha scomputato il sistema, sono 6.815, cioè lo 0,29 dei voti validi espressi. Elezione del Consiglio dei 10 delegati per l'indipendenza del Veneto. Poi che adesso insomma se... 1. Gianluca Busato, 135.306 voti. 2. Stefano Vescovi, 48.320. Selena Veronese, 46.967. Silvia Gandin, 43.025. Lodovico Pizzati, 25.731. Gianfranco Favaro, 16.670. Raffaele Serafini, 16.625. Manuel Carraro, 16.454. Gianluca Panto, 16.321. Paolo Luca Bernardini, 16.299. Referendum su adesione all'Unione Europea. Voti validi 833.550, pari al 22,33 degli aventi diritto al voto. Sì 464.534, pari al 55,73. No 369.016, pari al 44,27%.
Referendum su adozione dell'euro, voti validi 919.598 pari al 24,63 degli aventi diritto al voto. Sì 472.409 pari al 51,37 dei voti validi espressi. No 447.189 pari al 48,63. Referendum su adesione alla NATO. Voti validi 740.431 pari al 19,84 degli aventi diritto al voto. Sì 477.312 pari al 64,46. No 263.119 pari al 35,54 dei voti validi espressi. Vabbè, adesso se rimolla uno, rimolla l'altro, basta che rimolliamo. Sì, sì. Vai, molla. Buonasera a tutti, mi chiamo Paolo Luca Bernardini e ho seguito questa bellissima battaglia da ospite del popolo veneto, ospite della terra veneta da tanti anni, e per me è un momento estremamente emozionante perché stiamo scrivendo una pagina della storia non solo di Venezia, non solo della Repubblica Veneta, della terza Repubblica Veneta che stiamo creando, ma una parte emozionante. Sono estremamente emozionato perché stiamo scrivendo una pagina di storia del mondo. Non è mai accaduto nella storia che un popolo, il popolo veneto, un popolo glorioso, che in questi modi nuovi, utilizzando la scienza, la politica è sempre stata molto indietro rispetto alla scienza, utilizzando la scienza, la tecnologia, avendo la fortuna di avere una mente splendida come quella di Gianluca Busato, che ho l'onore e il piacere di conoscere da tanti anni. Noi stiamo dando l'esempio a tutto il mondo e gli occhi di tutto il mondo sono tutti noi. E in questo noi siamo eredi della Repubblica Serenissima, che fu sempre un faro di civiltà per il mondo dal suo inizio alla sua fine. Fu un faro di civiltà che ispirò le costituzioni inglese, la liberazione, la Repubblica inglese nel Seicento, che ebbe poca vita breve, ispirò gli Stati Uniti d'America. Thomas Jefferson prese ispirazione dalla Repubblica Veneta, che pure stava morendo, ma anche morente era in grado di ispirare quello che sarebbe diventato il più grande Stato del mondo. E allora, quando il popolo si esprime in questo modo, nessuno può fermarlo. E allora io ho contribuito aiutando a scrivere un testo che è un testo doveroso, una dichiarazione di indipendenza, ovvero, forte di questi risultati meravigliosi, perché se vediamo il risultato dei sì rappresenta ben più della metà dell'intero elettorato veneto ed è qualcosa di meraviglioso. Io credo che in questo momento una dichiarazione di indipendenza dà vita a quello che sarà la terza Repubblica Veneta, dà vita
come diede vita il 4 di luglio 1776 la dichiarazione di indipendenza americana a quello che poi saranno gli Stati Uniti d'America, come nel 1581 la dichiarazione di indipendenza delle Province Unite che combattevano contro Filippo II, un imperatore potentissimo, diede vita poi a quello Stato che esiste in forme diverse ancora adesso, che è l'Olanda. Una dichiarazione di indipendenza non significa che noi domani saremo uno Stato, ma significa che abbiamo iniziato un percorso senza ritorno per esserlo presto. C'è un motto latino che usano i giuristi: electa una via, non datur recursus ad alteram. Una volta che si sceglie una strada non se ne può più prendere un'altra. Allora abbiamo scelto questa strada, 2 milioni di veneti hanno scelto questa strada per tornare alla libertà originaria. E quando parlo di libertà originaria non è solo quella della Serenissima, è una libertà antichissima dei primi popoli veneti che si stabilirono in questi territori probabilmente 1000 anni o più di 1000 anni prima di Cristo. Quindi noi non stiamo parlando solo di 1100 anni di Serenissima, ma stiamo parlando dell'indipendenza di un popolo che va avanti da almeno 3000 anni. Va avanti da 3000 anni ed è sempre lo stesso popolo che si è arricchito delle menti, delle braccia straniere, che si è dato forme di Stato diverse. Forse non sappiamo i Veneti antichi quale forma di Stato esattamente avessero, ma sappiamo che erano liberi. Quindi noi stiamo ripristinando una libertà originaria di un popolo che è stato libero, poi ha cambiato forme politiche, si è federato con i Romani, è stato sottomesso all'impero bizantino, è stato di nuovo libero, e a metà dell'Ottocento, per questo che il nostro futuro Stato sarà chiamato Terza Repubblica Veneta, per circa un anno ci fu una Seconda Repubblica Veneta che resistette eroicamente all'impero d'Austria che l'aveva circondata. Era sabauda, però lo so che era sabauda, però il popolo veneto anche allora voleva darsi una libertà. Poi Manin scelse sciaguratamente la sabauda. Così, per questo, per rispetto di coloro che morirono per la libertà veneta in una forma o nell'altra, io cedo la parola per un momento solenne a Gianluca Busato, che è stato protagonista meraviglioso, generosissimo da anni e anni della lotta del popolo veneto. E Gianluca Giane leggerà questo testo che rimarrà alla storia, perché è la dichiarazione di indipendenza di un popolo che vuole riprendersi il proprio territorio e vuole riprendersi soprattutto la propria libertà, e 2 milioni lo hanno dimostrato in una maniera meravigliosa. Grazie.